Autonomia non come retorica politica, ma come dato giuridico. Questo è l'obiettivo che dobbiamo porci per Alessandro Bisato, capogruppo del Partito Democratico in Regione, con un modello che ricalca, ad esempio, la gestione della sanità in Veneto. In ambito sanitario c'è già di fatto una sussidiarietà orizzontale e verticale, cioè la gestione delle risorse è fatta a livello locale, ma con un coordinamento nazionale. Il tema sanitario è già regionalizzato, continua Bisato, e l'emergenza Covid ha messo in luce il significato di dare una vera autonomia di prossimità ai territori, ma con un coordinamento comunque nazionale. Rimane un vero coordinamento nazionale che, guarda caso, in periodo Covid stabilisce alcune regole che valgono per tutti, perché altrimenti dovete spiegarmi come sia possibile che tutti enuncino il fatto di essere autonomi che ci abbia permesso di gestirla meglio in Veneto, ma la stessa cosa si potrebbe dire dell'autonomia lombarda. Lì è andata bene, è andata male, è colpa dello Stato o colpa della regione? Diversamente per Bisato si scivola verso l'autarchia. Il referendum per l'autonomia ha avuto anche il voto di molti grillini, come quello della consigliera Elena La Rocca, per la quale non esiste in assoluto un'efficienza veneta tale da far meritare al Paese un'autonomia in toto. Un esempio nella spesa degli 11 miliardi per la superstrada pedemontana veneta, duramente criticata dalla consigliera. Questa è una richiesta che è arrivata dal territorio, che è assolutamente in linea con la nostra linea politica e la stiamo portando avanti. Però secondo me deve arrivare un'informazione anche puntuale a chi ascolta, e sul tema per esempio della tutela e dei beni paesaggistico e culturali dobbiamo dire che questa tutela è stata fatta in Veneto di più dallo Stato che dalla Regione. 11 miliardi di extra costi, doveva costarne 2,5. 11 miliardi equivalgono a 2 Mose. 2 Mose, questa cosa non viene detta a sufficienza, parliamone, è questa l'efficienza veneta. L'efficienza veneta è l'efficienza dei veneti intesi come cittadini e delle sue piccole e medie imprese, ma l'amministrazione della regione veneta fa acqua da tutte le parti.